eravate lì proprio a fianco a questo festival del 56, quando arrivaste. Dopo racconteremo come siete arrivate, perché eccetera. Io volevo sapere se è vero che quando avete fatto quell'anno il festival avete cominciato il collegamento televisivo in ritardo, perché avete dovuto aspettare, nella prima serata ovviamente, la fine di Lascio raddoppia. Non ve lo ricordate voi? Io non me lo ricordo. No, non è questione che non ci ricordiamo, è questione che proprio non lo sappiamo. Non lo sapevate? Sì. Ho capito. Allora lo dico io. Controllando, stavo guardando le cose e vedo che era un orario strano cominciare praticamente alle 10, quasi alle 10 di sera. E ho detto, ma chissà perché cominciano così tardi. E sono a guardare i programmi e vedo Lascio raddoppia. E allora mi è venuto in mente che Lascio raddoppia era un fenomeno talmente grande e popolare e pazzesco che addirittura ritardavano perfino il programma. Giovedì. Perfino il programma, però posso posso dire, dire appunto, era di giovedì ed era la prima Va bene, serata. però posso dire che appunto eravamo, e c'era anche grande attesa per le voci nuove. Certo. E quindi eravamo in concorrenza con Lascio raddoppia di allora. Voglio dire, la gente andava nei bar a vedere, perché televisori ce n'erano pochi, andava a vedere Lascio raddoppia, ma anche il Festival di Sanremo. Sicuramente, infatti pensate a quella serata che cosa non è stata. Uno arrivava, si prendeva Lascio raddoppia prima e poi subito dopo arrivava il Festival di Sanremo con le voci nuove. È stata una serata clamorosa, lo è stata perché io me la ricordo, ero là incollato anch'io a guardare, fingo di non ricordarmelo, ma mi ricordo tutto per filo e per segno di quella clamorosa serata. Però adesso veniamo al fenomeno di Lascio raddoppia, che è stato un fenomeno di costume. Molto importante. Cominciamo da te, perché tu hai avuto una vita, devo dire, curiosissima. Dunque, tanto cominciamo a stabilire le cose. Erano le voci nuove, fu un grande concorso a cui parteciparono 6.000 e passa... 6.300 concorrenti. Sì, Questa era la concorrente numero 15 e la concorrente 90. 90. Sì. Ha paura. Ecco, quindi erano quelle che arrivarono poi. Tra l'altro Miranda Martino mi pare che fu settima, fu esclusa proprio per un pelo dalle 6 voci che dovevano andare a Sanremo. Anche Marisa del Frate, che dopo fece una carriera splendida poi, insomma, no? Senti Luciana, però tu, da quello che so io, correggimi se sbaglio, è vero che tu venisti iscritta a questo concorso di nascosto da tua mamma e da una sua amica? Sì, è vero, perché io studiavo in conservatorio e papà non voleva assolutamente che io fossi sviata, capisci? Perché dovevo studiare, perché io dovevo studiare lirica, come poi in effetti ho poi fatto, perché tu sai che io sono una coro dipendente, Rai, poi ecco, è vero, ero soprano nel coro della Sinfonica qui alla Rai, che è stata un'esperienza meravigliosa, guarda, forse più di Sanremo. Più di Sanremo, certo, perché sì, quella era la tua passione, quella era la tua passione. Sì, ecco. Per cui mi hanno iscritto loro, hanno mandato via questa lettera, la mamma e una sua amica a Pegli, Oro di Pegli. Senti, ma è vero che una volta, scusa, posso interromperti? Certo. Perché mi vengono in mente delle cose pensando a te. È vero che una volta tu scappasti di casa e stesti per 20 ore su un molo senza mangiare per protesta perché tuo papà non ti voleva fare cantare? Sì, guai, perché per lui c'era solo l'opera, io dovevo solo essere un grande soprano e stop, la cosa doveva essere così, perché lui già suonava al Carlo Felice, per cui... E quindi tu sciopero della fame per far vedere che era una gran passione la tua. Sì. Ero piccolina, avrò avuto 13 anni, insomma, 14. Tu praticamente, poi, quanti anni avevi? Avevi 19 quando hai vinto il concorso Voci Nuove, no? Sì, 19, 20 mi pare, sì, sui 20 anni, sì. Ho capito. Senti, e quando poi il momento, una cosa che mi ha colpito, una volta tu hai detto che quando eri giovane avevi una bella faccia di bronzo, per cui in fondo presentarti sul palcoscenico del festival non fu un grosso trauma, è vero per te? Sì, è vero, non fu un grosso trauma. Come dici, ma non trauma. Sì, ecco, sì, invece ora, cioè... Adesso sento molto questo fatto di anche già di essere qui, dover parlare alle telecamere, guarda, io tremo come una foglia, perché ma non sono abituata più, insomma, dopo tanti anni, è vero Paolo, capisci che insomma, ecco, io vivo poi in un piccolo paesino nella provincia di Mantova, sono in pensione, una pensionata, e mi dedico ai fornelli e nient'altro. Hai cambiato tutta la tua vita, però di quell'esperienza bellissima del festival, che cosa ti ricordi? Ah, per esempio, una cosa, tu con chi avevi fatto amicizia? Perché voi eravate tutti nuovi, tutti insieme nello stesso pollaio, un po' come loro, no? Gli attori giovani che abbiamo qui dietro, eccetera. Tu con chi avevi legato
di più? Con Tonina eravamo come sorelle, perché proprio si mangiava amiche. e si dormiva insieme. Quindi non c'era rivalità in Eravamo realtà a Sanremo e eravamo nella stessa camera, proprio avevamo la camera a 2 letti, eccetera. Per economia. Ecco, perché la Rai... Economia, perché la Rai non vi Ma pagava la Rai, tanto. no, Nuove, insomma, Insomma, poi... io mi forse- ricordo benissimo quanto Ecco. prendevo, quanto prendevamo. Sì, quindi- insomma. Poi ero amica anche tanto con Iula, perché io con Iula Iula, De Palma. che l'abbiamo sentita ieri, eravamo a Roma con Nello Segurini. Sì. Ecco, e abbiamo fatto 5-6 mesi, Iula era tanto carina, insomma. si era e poi, dolcissima. vabbè, le voci nuove, Ti conoscevo siete molto arrivate bene Claudio Villa, che Siete lo arrivati al secondo ricordo. e terzo posto voi quell'anno, tra l'altro, Sì, giusto? sì. Amami se vuoi e, Sì, La vita e La è un vita paradiso è di un bugie. paradiso di bugie. Va bene, sì. allora adesso poi ascolteremo queste canzoni. Qui al mio fianco abbiamo Ivano Tarantola, che è quelli che io li chiamo tra virgolette pazzi, come sono io mi includo nel gruppo, di quelli che collezionano, guardano, eccetera. Tu hai portato qui che cosa esattamente? Le voci nuove. Le voci nuove, addirittura Sorrisi e canzoni del 56. Eccole qua, vediamo, guarda. Faccio notare un'anomalia, c'è Miranda Martino con la foto di Tonino Torielli. Allora, dunque, guardate qui, adesso guardate questa cosa che ci fa vedere Tarantola. Vedete qui sotto c'è scritto Miranda Martino. Niente da fare, questa qui è Tonina Torielli. Ma Tonina, ma sei completamente diversa. Io non mi ricordo, aspetta, Guarda, che è mi una, metto è una gli roba. occhiali e mi vedo un sei completamente attimino. diversa. Ah sì, non mi avevano ancora tagliato i capelli. Ma qui sei una ragazzina, Sì, con, una con ragazzina, la con i coda, capelli, con il capello sì, lungo, sì. eccetera. Sì, sì, sì. Poi ti sei bionda ora. Sì, È più poi sono bella, venuta fuori. posso dirti che è più bello. Sì, il siamo più... tutte bionde. Ecco, e poi quindi ci sono tutte le voci nuove che sono uscite. Luciana Gonzalez dov'è? Che la Questa facciamo era vedere. Miranda Martino. No, ma E fammi questa vedere è Luciana Luciana Gonzalez. Eccola Gonzalez. qui, guardate, perché così guardiamo bene com'erano quando si presentarono. Luciana Gonzalez. Sorrisi e canzoni era il giornale che allora copriva assolutamente tutte queste manifestazioni e quindi le seguiva. sì, Poi perché- qui hai addirittura il gruppo completo delle 6 voci nuove. Manca Gianni Marzocchi. Manca Gianni Marzocchi, Perché- però altrimenti qui E quando vi faccio cantavano La vedere- colpa fu. La colpa fu, e certo perché la cantavano insieme, te la cantate tutti insieme, ecco qui questo, scusate, vediamo se, eccolo qua, perfetto, va bene? Eccovi, e qui con gli abiti scollati da sera, eccetera. Quante rose la Rai che ha sciupato con me, quante rose. Ah sì, perché racconta? Ma no, perché io avevo un décolleté un po', insomma, Un po' provocante. un po' provocante. E allora? gli abiti erano scollati, allora mi piazzavano sempre 3 o 4 rose qui, una in mezzo che non si doveva vedere L'attaccatura del l'attaccatura, tale quale come oggi, guarda, Esatto. preciso quale Però dovete sapere, sembra ridicolo, ma pensate che uno dei direttori della RAI, Guala, si fece poi frate trappista, quindi potete immaginare che l'impatto Sì. con cui lui si trovava a contatto con le ballerine, per Esatto, lui esatto. doveva essere veramente traumatizzante. Infatti Sì. i famosi Sì, mutandoni neri sulle gambe delle ballerine erano di quel periodo. Era E lì, quell'epoca, sì. Insomma, non dovevate avere seno, non esisteva. Niente, Proprio niente, una cosa sì. incredibile. Sì, sì. Adesso noi ci ascoltiamo da quel festival una bella canzone di Carlo Alberto Rossi che siamo sempre in attesa di rivedere in questi giorni e che ci canterà Stefania 100. Il titolo è... Mi hanno detto 45.000 pezzi del festival, è vero? Tra dischi e cose, di tutto, in tutto. Del festival me ne mancano pochissime. Però è quasi tutto, insomma. Hai 40... Ma dove le metti queste cose? La disperazione della moglie. Sì, che dice o fuori tu o fuori le cose che Qualche tu volta raccogli. prendo tutto e butto giù dalla finestra. Senti una cosa, c'è una curiosità che noi non sappiamo, perché tu sei anche specializzato in curiosità, no? E che per esempio qui dentro c'è qualcosa che potresti dire di qualcuno di noi che nessuno sospetta? Non lo so, io ricordo che la Vilma De Angelis, per esempio, nel 56 cantava per radio con l'orchestra diretta da Gino Conte come duo vis. Sì. Duo vis? Tra Non l'altro, ce l'hai mai Inizio detto Gianno. questo? Sì, Insieme a Claudio Villa. Insieme a Claudio tra Villa l'altro facevate c'era il un duo. giornalino, te l'avevo portato, e forse un giornalino più. Cantavano il duo Vis insieme a Claudio Villa e a Gloria Christian. Che era la Vis Radio Era praticamente. la Vis Radio, sì, io e una ragazza che si chiama Maria Dattoli, eravamo il duo Vis. Ho capito. Alla radio, ti dico una paura, ma quando arrivava Claudio, infatti lo dicevo prima a lei, quando arrivava Claudio si bloccava, noi ci dovevamo, inviamo un viso, Sì. addirittura si bloccava la via, lì ci sono anche i pompieri che dovevano regolare il traffico, vero? Sarà stato su qualche... Grazie di averlo ricordato. 54. Bene, allora complimenti Vilma. Pronto?
Pronto? Buongiorno signora, come sta? Buongiorno Limiti. Tutto bene? Tutto bene, tranne una gamba. Aia, come mai? Incidente. Ho capito. Senta, qui noi abbiamo comunque Tonina e Luciana che sono ho già visto, vorrei salutarle. Eccole, sono qui in attesa di... Ciao Luciana, ciao Tonina. Ciao Clara. Come va? Bene, visto che siamo qua vuol dire che insomma... Funziona Avete tutto. fatto bene ad andare. Sì. Senta, Clara, è vero che lei in quella diciamo, manifestazione cantò il famoso La colpa fu, che noi volevamo fare anche No, oggi. La colpa fu veramente la cantò Ugo Molinari. Ma non eravate tutti in coro? Noi facemmo il coro. Il coretto, c'eravate insieme quindi, ecco. Sì, facevamo il coro dietro ad Ugo Molinari. Volevamo farla e non siamo riusciti a farla. Adesso però la mia curiosità era questa. È vero che lei, voce nuova, praticamente abbandonò si fa per dire, ma insomma il velo per la musica. Ma è stata una cosa che ho inventato io. Ma no! Sì, ma è vera ero questa. speciale. Vediamo se Taranto lo sapeva. Lo sapevi tu questo? No. Non lo sapevi che se ne scopre. Era una storia, io ne raccontavo tante. Ma che birbantella! Birbantella proprio. Sì, io volevo tanto salutare il maestro Righello. Ah sì, eccolo lì. Sì, voglio proprio vederlo. Ciao Righello. Ciao, ti ricordi di me? Senta, ma lei era imparentata con un famoso terzino dell'Inter, Sì, giusto? non solo uno, due fratelli. Addirittura? Giocatori. Due. Ho capito. Uno, Guido Vincenzi, giocava nell'Inter, Sì. quando l'Inter era l'Inter. Esatto. E poi Silvano, mio fratello, giocò nel Venezia quando era in Serie A. Scusi una cosa, ma lei con quell'accento lì non tifava per l'Inter No, però, io tifo per la Juve. Vede che l'ho capito subito io. C'era qualcosa che non funzionava. Senta, un'altra cosa. Allora, cosa ricorda di quel festival che stiamo rievocando oggi? Io, diciamo, per me è un'esperienza molto piacevole. Poi ricordo che lo chiamarono il Festival dei Volantini. Dei? Volantini. Come mai? Dunque ci fu dei volantini e dei trenini. Perché? Ma non lo capisco perché. I trenini, penso al Trenino dell'Atta Verde, Esatto, che era una canzone del festival. io e Tenino del Destino che cantava la povera Raimondi. Ho capito. E poi noi avevamo degli abiti, diciamo così, che non si sa perché, erano pieni di volantini. Ho capito. E poi ci fu un signore in sala che contestò il festival, già da allora si contestava. Perché lo contestò? Non si seppe mai. E gettava in aria migliaia di volantini. Ho capito. E allora lo chiamarono il Festival dei Volantini e dei Trenini. Senta, lei lo sa che noi abbiamo cantato prima la sua canzone, comunque Anima Gemella. Sì, l'ho sentita. Ecco, allora... Con molta nostalgia. Bene, senta, io spero che lei si rimetta presto, Clara, e che venga a trovarci qui, d'accordo? Volevo dirle una cosa. Mi dica. Sì, a Luciana e Tonina. Sì, eccole qua. Che io poi mi sono sposata, vi ricordate con chi? Sì, ma certo. Mi sono sposata con un componente del complesso poker di Voci. Il biondino Il era. biondino, proprio così. Il più bello. Ma Clara, il più bello. Ma Clara, Sì. Clara, ascolta, mi ricordo che una volta tu mi hai detto, Luciana, ma quando siamo in macchina e mi dà un bacio, mi hai detto, queste mani dove devo metterle? Perché non sapeva dove, non so se tu te lo ricordi. Birbantelle già allora. Sì, però, dice dove le devo mettere perché era talmente, era molto timida questa ragazza. Dice io non so mai dove mettere le mani quando mi dà un bacino. Pare che abbia capito dove si sono sposati. Sì, adesso forse lo sa dove metterle. Adesso Grazie lo sa. mille. È vero, sai. Grazie a tutti. E adesso arriviamo addirittura alla canzone vincitrice di quel festival.